Avremo nuovamente questo referendum per la separazione di Mestre da Venezia e noi chiediamo che per questa volta venga fatta adeguata informazione sui vantaggi della separazione in modo oggettivo e crediamo anche che il sindaco, visto che si è rappresentato in campagna elettorale con i promotori della separazione, del referendum per la separazione, sia il primo a fare adeguata informazione. Il quinto referendum sulla separazione del Comune di Venezia dalla sua terraferma è previsto per metà ottobre, dopo quelli già celebrati e falliti nel 79, nell'89, nel 94 e nel 2003. Si dovrebbe votare lo stesso giorno del referendum sull'autonomia del Veneto e forse di quello sulla modifica della Costituzione. La preoccupazione del Movimento 5 Stelle, che da sempre amica la separazione pur non avendo una posizione ufficiale in favore del sì, è che le voci dei partiti tradizionali cantino in coro a sostegno dell'Unione, come già accaduto in precedenza. Vogliamo che a decidere siano i cittadini, dopo aver ricevuto una corretta informazione, spiega la capogruppo in Consiglio Comunale Elena La Rocca. Se qualcuno spera di far passare in sordina il referendum o di condannare al silenzio le ragioni di chi lo propone, faremo in modo che ciò non accada. Ad oggi è sempre stata fatta informazione per mantenere il Comune unito dalle amministrazioni precedenti e ci chiediamo se la titubanza del sindaco Brugnaro nel fare informazione sul tema dipenda anche dalla paura che deriva dall'andare a nuove elezioni in caso si costituiscano i due nuovi comuni.